Un'altra storia di emozioni, di sogni rincorsi su un campo verde, correndo dietro a un pallone con il sorriso di chi si diverte, di chi è semplicemente felice. Si è chiusa l'edizione 2024 del torneo Fair Play di Cartigliano, il più grande evento a livello regionale dedicato a piccoli amici e primi calci. 47 squadre partecipanti, 940 partite giocate durante il torneo. Numeri che raccontano una storia, o meglio una favola, che fin dalla prima edizione ha sempre avuto il lieto fine: regalare spensieratezza e gioia a tutti i partecipanti. Da applausi l'organizzazione della società di casa, con il terreno di gioco dello stadio di via Lungobrenta che si è colorato offrendo un colpo d'occhio impressionante, come l'affluenza del pubblico, oltre 2000 spettatori. Un evento che ha visto il lavoro del Cartigliano e di tantissimi volontari e genitori e che diventa, di diritto, una delle cartoline più belle del calcio giovanile.